migliaio di persone per l'addio alla 14enne investita e uccisa mentre stava andando a scuola, il ricordo dei genitori e della sorellina, il parroco sulle polemiche per la dottoressa indagata per mancato soccorso, non giudichiamo. Incredibile tragedia sfiorata a Padova, 85enne al volante finisce sulla pista ciclabile investendo un passeggino. Viva per miracolo una bimba di 3 anni, l'anziano confuso pensava fosse una strada. Ucciso da un 17enne che gli ha sparato in Texas, forse per uno scambio di persona. Shock tra Marghera e Spinella per l'omicidio del 47enne Paolo Tescari, da anni viverà negli Stati Uniti. Ladri senza scrupoli a San Fior di Sotto, nella Marca, dove una famiglia è finita nel mirino per 4 volte in 10 giorni. Ieri sera a soqquadro anche la stanza del figlio morto in un incidente, uno sfregio alla sua memoria, le parole del papà. Sono stati anni pesantissimi, venivamo avvertiti poche ore prima dell'arrivo di centinaia di migranti. Se ogni comune avesse fatto la propria parte non ci sarebbe stata un'emergenza. Lo sfogo dell'ex prefetto di Venezia, Cuttaia, assolto del processo. La famiglia Alpini in lutto per l'improvvisa scomparsa a 71 anni di Rino Rizzi, storico presidente dell'ANA di Padova, fu anche vicepresidente nazionale delle Penne Nere. La 22esima edizione del Presepe di Sabbia Jesolo avrà una scultura dedicata a Giacomo Gobbato, 26 anni ucciso a Messe per aver difeso una ragazza da una rapina. Rappresenterà la parabola del buon samaritano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'addio alla giovane Eleonora Chinello, ma prima di vedere le immagini e le voci della giornata di dolore vissuta a Piove di Sacco, una notizia di cronaca giunta pochi istanti fa in redazione, arriva da Vicenza, dove un anziano di 95 anni è stato ritrovato accoltellato in fin di vita nella sua abitazione in via Matteucci. Si trova ora in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. È stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione. La lama del coltello era ancora conficcata nel suo addome. In corso l'esatta dinamica dell'accaduto da parte dei carabinieri di Vicenza. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. E come detto, oggi a Piave di Sacco è stata la giornata del dolore, dell'addio ad Eleonora Chinello, la 14enne morta dopo essere stata investita da un'auto mentre stava andando a scuola. Più di 1 migliaio di persone hanno voluto darle l'ultimo saluto. Una giornata dove sono riecheggiate in chiesa le parole della famiglia, dei genitori e della sorellina di Eleonora. Solo la musica dell'organo della chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco rompe il silenzio che accoglie l'arrivo della bara di Eleonora Chinello, la 14enne investita ed uccisa lo scorso 28 ottobre mentre stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. Papà Massimiliano e mamma Silvia stringono le mani di Maria Vittoria e Luigi, la sorella e il fratello di Eleonora. Ad attenderli tutta la comunità di Sant'Angelo, più di 1000 persone che hanno stipato il Duomo e il Sagrato. È il giorno del silenzio oggi, dopo tanto clamore mediatico legato anche all'inchiesta che ha visto indagata la dottoressa del pronto soccorso di Piove di Sacco, accusata di non aver soccorso la giovane. Padre Enrico Piccoli, nella sua omelia, ha ricordato come Eleonora ci insegna a non avere rancore e a non cercare un colpevole da condannare. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, perché nessuno ha cercato la morte di Eleonora, nessuno l'ha voluta. È andata così e non è giusto. In chiesa e fuori anche i compagni di scuola di Dolo che hanno ricordato quanto sia silenziosa ora la classe senza di lei. In molti hanno un pensiero per Eleonora, anche la sorellina Maria Vittoria. Tu per me sei sempre stata la sorella maggiore, soprattutto la sorella migliore, ma anche Luigi non se la cava male. Adesso ci hai lasciato un vuoto enorme nel cuore. Io, quando l'ho saputo, mi sono messa a piangere e mi sa che tu non avresti voluto. Ah, e mi ricordo di quando ballavi senza paura che io ti prendessi in giro. Ora che te ne sei andata non potremo più fare ste cose. Ora ti saluto e spero che tu sarai sempre pronto ad aiutarci. Ti voglio un mondo di bene, la tua sorellina Maria Vittoria. La mamma con orgoglio racconta quanto Eleonora si impegnasse anche in casa. Vice cuoca di casa, vice mamma di tuoi fratelli. Luigi ti immagina seduta a studiare di sopra.
mentre Maria Vittoria cerca di mascherare la tua assenza impartendo ordini a tutti. Eri saggia e responsabile, sempre pronta a darmi una mano e ad ascoltare le mie lamentele. Un dono arrivato in punta di piedi. Amore mio, ora sei la luce più luminosa. Siamo orgogliosi di averti messa al mondo. Conoscendoti, vorresti abbracciarci tutti, anche il ragazzo che hai incrociato lunedì, per provare a dargli un po' di sollievo alle sue pene. Riposi in pace, avvolgici con la tua dolcezza e spensieratezza della tua giovane età nei pensieri oscuri che ci affliggeranno. Veglia su di noi, angelo caro. Molti momenti felici passati insieme, come quelli ricordati da papà Massimiliano. Grazie a questi momenti tu sarai sempre viva nel nostro cuore. Ciao Ele, salutami il nonno Giacomo e digli che prima o poi ci rincontreremo e faremo una grande festa. La bara coperta di rose bianche è poi uscita sul sagrato, dove ad attenderla c'erano i compagni di classe che hanno salutato Eleonora, liberando in aria decine di palloncini bianchi. Incidente questa mattina alle 11:20 a Padova. Un'auto ha colpito un passeggino nel quale si trovava una bambina di 3 anni. Un investimento che poteva avere un esito peggiore, quello che è successo a Padova in mattinata, quando un automobilista 85enne ha imboccato con la sua utilitaria Volkswagen la pista ciclabile che costeggia la cavalcavia Dalmazia, invece di prendere la strada andando a colpire un passeggino che trasportava una bambina di 3 anni. Sul posto tempestivi i soccorsi dei sanitari che hanno assistito la piccola, che era accompagnata da mamma e papà. La bambina è stata quindi portata al pronto soccorso pediatrico in codice giallo e le sue condizioni non risultano preoccupanti. Agli agenti della Polizia Locale di Padova intervenuti per prestare soccorso sul posto, l'anziano guidatore avrebbe detto di essersi confuso e di non sapere che su quel cavalcavia fosse presente una pista ciclabile. E purtroppo c'è una vittima sulle strade veronesi. Il 34enne Mirko Bellini, elettricista di Cerea, è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre stava viaggiando sulla sua bicicletta elettrica. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Legnago. Bellini è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mater Salutis della cittadina veronese, dove è morto poco dopo. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri: sul posto gli operatori del SUEM 118, l'automobilista è indagato per omicidio stradale. Aveva investito un uomo a Padova, non si era fermato a prestargli il soccorso. Il responsabile ha patteggiato 4 anni per omicidio stradale. Ha patteggiato 4 anni con 3 anni di sospensione della patente Michele Salmaso, padovano di 59 anni, che nel pomeriggio del 6 febbraio 2023 in via Jacopo d'Avanzo, nel quartiere dell'Arcella, aveva investito e ucciso il bancario di origini friulane Fabrizio Copetti. Salmaso, inoltre, non si era fermato ad aiutare l'uomo investito. Omicidio stradale e omissione di soccorso le accuse che gli erano state mosse. Ora è arrivata la sentenza che ha accettato l'accordo tra il PM Giorgio Falcone e l'avvocato difensore Giorgio Cerioni. In quanto incensurato, Salmaso potrà godere dell'affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa al carcere. Si chiude quindi una vicenda che ha avuto i contorni del giallo per alcuni giorni. Era il tardo pomeriggio del 6 febbraio del 2023, quando un passante ha notato un uomo a terra vicino all'attraversamento pedonale di via d'Avanzo, allertando subito i soccorsi. È parso evidente fin da subito che l'uomo trovato a terra, un bancario originario di Venzone in provincia di Udine, non poteva essere caduto da solo, ma era vittima di un incidente. 2 giorni dopo la svolta, grazie ai filmati delle telecamere della zona, la polizia locale riusciva a ricostruire l'incidente. Un'auto, una Citroen C1, aveva investito Copetti. Da lì gli inquirenti sono risaliti a Michele Salmaso, che da subito ha detto di non essersi accorto di aver investito l'uomo. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che Salmaso si era fermato ma non era sceso dalla macchina ed era poco dopo ripartito. Paolo
Paolo Tescari, 47enne cresciuto tra Marghera e Spinea, è stato ucciso in Texas dove viveva da 14 anni, sconvolta la comunità della città Giardino. Potrebbe essere stato per uno scambio di persona che Paolo Tescari, 47enne originario di Marghera ma trasferitosi in Texas nel 2010, è stato ucciso giovedì scorso da un 17enne. Sembra che Tescari gli avesse chiesto una sigaretta, poi il colpo di pistola, uno, fatale. Un passante avrebbe assistito all'omicidio chiamando i soccorsi e raccontando ciò che aveva visto, anche fornendo una descrizione dell'assassino, poi fuggito a bordo di un veicolo. I soccorritori hanno cercato di rianimare Tescari, ma non c'è stato nulla da fare, mentre il 17enne sospetto è stato bloccato e fermato poco lontano. Si trova in carcere e sembrerebbe abbia già confessato, ha scritto la sorella di Tescari in un post su Facebook che, prosegue, Paolo non ha vissuto una vita violenta. Una testa dura sì, si legge, ma non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Anche suo marito, originario di Treviso, ha spiegato che Paolo sarebbe stato ucciso per un malinteso. Cresciuto tra Marghera e Spinea, di padre italiano e madre americana, Tescari si era trasferito in Texas 14 anni fa dopo la morte del padre, stimato professionista del veneziano. Sconvolta la comunità della città Giardino, che esprime vicinanza alla famiglia. Lui ha vissuto tanti anni a Marghera, dalla quale è andato via circa 15 anni fa. Io non lo conoscevo, ma sono sempre situazioni deplorevoli che ci lasciano un po' l'amaro in bocca. Noi siamo oggi vicini alla sua famiglia. Ladri scatenati e senza scrupoli nella Marca, stavolta in azione a San Fior di Sotto, dove una famiglia è finita nel mirino. 4 colpi subiti nell'arco di 10 giorni tra casa e lavoro. Ieri sera i delinquenti hanno messo a soqquadro anche la stanza del figlio Massimo, morto nel 2018 e conservata con grande cura dai genitori. Un vero e proprio sfregio. Io e mio figlio alle 8:30 siamo usciti a cena, mia moglie era fuori e quando è rientrata alle 10:10 purtroppo ha trovato tutto in disordine, tutto spostato, il notte era tutto a soqquadro e è la quarta volta in 2 settimane. Adesso inizia a diventare un po' insostenibile la storia. 4 furti nell'arco di 10 giorni tra casa e lavoro. Non c'è pace per la famiglia Pizzol di San Fior di Sotto, caso estremo di un vero e proprio stillicidio. All'inizio della scorsa settimana a finire nel mirino con altre case e attività era stata per 2 notti consecutive la ferramenta di famiglia, poi il ritorno dei ladri, stavolta nell'abitazione che si trova poco distante dal negozio. Sono entrati a piano terra dal retro. Il balcone era aperto, il vetro era là, presumo, ecco guarda, ci sono ancora le impronte dei malviventi e dopo sono andati dappertutto, in garage, nella stanza dove mia moglie stira, nel reparto notte, là hanno messo tutto a soqquadro. Una volta al piano di sopra i ladri si sono impossessati di alcuni gioielli di famiglia, poi lo sfregio nella camera di Massimo, il figlio morto in un incidente stradale nel 2018, poco più che maggiorenne. Abbiamo sempre più o meno mantenuta così, anche perché noi in notte ce l'abbiamo grande e avevamo una camera ciascuno, però la camera di Massimo non si toccava mai, insomma, via. Per una famiglia che è successo un dramma così si aggrappa anche alle piccole cose. Sprezzanti, i delinquenti hanno fatto di più, visitando anche l'abitazione adiacente dei genitori di Pizzol. Le tracce del passaggio sono ancora ben visibili sui muri esterni. Che i miei genitori non si sono accorti ieri sera perché loro vivono sotto, l'appartamento sopra è sfitto, diciamo, e questa mattina quando sono andati su per fare le pulizie e così hanno trovato la porta sfondata. Il duplice episodio è stato denunciato sia a carabinieri che polizia, con il sospetto che i ladri stiano spiando i movimenti del figlio Marco, titolare della ferramenta. Non so se tengono d'occhio mio figlio, forse mi immaginavano di trovare l'incasso della serata, non lo so dirle, però il dubbio c'è, insomma. Fortunatamente non li abbiamo mai incontrati, riguardarsi è peggio, siamo contenti che non ci facciano del male e conviviamo così.
Ma l'escalation di furti non riguarda solo la Marca trevigiana, anche nel Vicentino, e siamo stati a Nove a chiedere alle persone come vedrebbero l'idea delle ronde di cittadini per frenare il fenomeno, e la gente è divisa tra chi le approva e chi le vede inutili. Raffica di furti un po' in tutti i comuni del comprensorio, soprattutto nelle ultime settimane. È successo anche a Nove, ed è proprio a Nove il sindaco Rebellato che ha lanciato l'ipotesi di organizzare una sorta di ronde da parte dei cittadini per cercare di frenare, di bloccare, limitare questi episodi criminosi. Abbiamo sentito chi vive e lavora a Nove cosa ne pensa. La vedo una cosa importante di farlo perché siamo tutti a rischio, anche il nostro lavoro, siamo al 99%, sempre rischi di furti. Mi sembra una sconfitta un po' per le istituzioni anche questo. Perché? Che diritto hanno i cittadini e che strumenti potrebbero avere? Nessuna, quindi non mi sembra proprio il caso. Io la vedrei molto bene. Però non so adesso chi si offre volontario per fare questa cosa. È un'idea buona, perché in tutti i paesi ormai ci sono rapine alla notte. Ma lei la farebbe una ronda? Io la ronda la farei senza problema. Però dice bisogna strutturarla in maniera intelligente. Che io sia protetto se vedo un atto di violenza nelle case degli altri. Sarebbe anche una bella idea. Però che voi in investitura che sia una divisa, se no purtroppo caschiamo sempre in basso. La ronda a cosa serve? Se vediamo i ladri dobbiamo solo scappare, perché se per caso tu gli fai qualcosa a un ladro passi dalla parte del torto. Perciò signori è meglio di scappare e basta. Le ronde non è facile, bisogna sempre stare attenti se c'è gente strana che gira in giro, che passa in giro, però solo quello. Potrebbero essere utili, però bisogna stare attenti che siano nel rispetto della legalità, perché altrimenti diventa un po' giustizia fai da te e non va bene. Io la vedo bene perché è disposto a farle le ronde, però, perché non tutti si prestano, vero? Certo. Dovrebbe essere lo Stato che fa queste cose, mica i cittadini. Ennesima aggressione al personale sanitario dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. A bloccare la furia di un ubriaco, i vigilantes e la polizia. Gli infermieri chiedono provvedimenti strutturali urgenti. Un estintore staccato dal muro e lanciato con furia nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, con la pretesa di essere visitato immediatamente. Il folle gesto ieri di un ubriaco che ha poi scaricato la sua furia contro gli infermieri ripropone oggi la questione sicurezza per i sanitari, quotidianamente al lavoro per la comunità, letteralmente in trincea. Ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria, in modo particolare nel pronto soccorso, che ricordo è uno dei pochi spazi a libero accesso delle strutture sanitarie. Qui va rafforzata sicuramente la sorveglianza, perché è un problema da un punto di vista sindacale assolutamente di sicurezza sul posto di lavoro. Provvidenziale l'intervento dei Ranger, della sicurezza interna e successivamente delle forze dell'ordine che hanno preso in carico il soggetto, evitando che personale del pronto soccorso e anche tutti gli utenti che a quell'ora affollavano le sale d'attesa potessero riportare dei danni. I casi di aggressione degli ospedali sono in crescita esponenziale. I dati aggiornati al 30 settembre in Veneto prevedono il raggiungimento di quota 2500 a fine anno. 4 anni fa erano solo 220 gli episodi denunciati. Se pensiamo che già operiamo in condizioni di carenze di organico e i nostri organici nei prossimi anni subiranno delle contrazioni importanti, questi fenomeni non possono che disincentivare le persone e gli studenti a iscriversi ai nostri corsi di laurea. Un altro dato: 3/4 delle borse di studio della medicina d'urgenza e emergenza sono rimasti scoperti. Quindi veramente ci troviamo a forte rischio che un giorno un cittadino arrivi in un pronto soccorso e trovi le porte chiuse perché non c'è il personale. Uno scenario inquietante che va scongiurato. La realtà vicentina si pone in una posizione media a livello nazionale per quanto riguarda rischio e pericolosità, ma occorre assolutamente fare di più. La presenza di un presidio fisso di vigilantes, ad esempio, si è rivelata una scelta opportuna,
ma non basta. Si tratta di promuovere leggi, una delle scorse, la 137 di ottobre, che è andata a inasprire le sanzioni per chi commette atti di violenza e minacce all'interno dei locali sanitari. Oltre a questo un piccolo elogio a quella che è questa azienda. L'azienda Ottoberica ha da poco messo in atto all'interno del pronto soccorso un ambulatorio in più volto a sgranare quello che è il pronto soccorso da quelle che sono le urgenze lievi, riducendo le permanenze in pronto soccorso e in questo modo anche disincentivando episodi di violenza. Ancora 2 casi di violenza di genere denunciati dai Carabinieri di Padova. Sono 2 le denunce fatte dai Carabinieri di Padova per reati legati alla violenza di genere nelle ultime 24 ore. I militari di Selvazzano hanno denunciato un 22enne tunisino residente a Mestrino, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta dalla sua compagna, la quale ha riferito di essere stata picchiata e minacciata al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Oltre a essere stato denunciato per maltrattamenti, nei suoi confronti è stata disposta la misura di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese. A Padova invece i carabinieri della stazione radiomobile sono intervenuti in un appartamento sempre su richiesta della vittima, dove una donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito e di essere stata colpita al volto. I militari lo hanno notato ubriaco, cosa che lo ha portato a inveire anche contro gli uomini dell'Arma. L'uomo è stato quindi denunciato per i reati di lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. Non anticiparono l'arrivo delle ispezioni ai gestori del centro. Assolti l'ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia e l'allora vice Vito Cusumano, condannati per truffa e i responsabili della cooperativa Edeco. Sono soddisfatto per me perché è il riconoscimento anche della lealtà, dell'onestà con cui ho svolto il mio servizio, per i miei colleghi perché sono stati assolti anche loro con la formula piena e per l'immagine della prefettura. Dopo 6 anni si è chiuso con l'assoluzione il processo che ha visto coinvolto insieme ad altri l'ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, accusato di falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio per irregolarità nella gestione del centro di accoglienza migranti di Cona nel periodo tra il 2015 e il 2017. Sono stati anni di disagio da questo punto di vista, di grave disagio. Però adesso, come dire, tutto viene cancellato con una sentenza di assoluzione piena che mi ridà anche il senso della vita di relazione, perché io onestamente con questo peso che avevo addosso avevo abbandonato un po'. Ecco. Il Tribunale di Venezia ha scagionato anche l'allora viceprefetto Cusumano e la funzionaria del settore immigrazione Spatuzza. Per la procura Cuttaia, difeso dagli avvocati Madia e Rucco, aveva comunicato in anticipo alla cooperativa che gestiva il centro l'arrivo delle ispezioni e dichiarato il falso alla commissione parlamentare e alla cabina di regia sull'immigrazione. Riconosciuta invece la truffa ai danni dello Stato a carico di 3 ex responsabili della cooperativa padovana Edeco e incaricata della gestione del centro. Per loro pene da 1 a 2 anni e mezzo per aver utilizzato meno operatori rispetto al numero indicato nel bando di gara. Cuttaia, oggi in pensione, ricorda le difficoltà vissute in quel periodo. Sono stati anni pesantissimi perché noi ci trovavamo in gravissime difficoltà. Spesso noi venivamo avvertiti la sera prima, la tarda sera prima, che l'indomani sarebbero arrivati 200-300 persone. Quindi si rende conto della oggettiva difficoltà che avevamo a sistemare nel giro di poche ore, spesso notturne, di sistemare queste persone che avevano bisogno di un tetto, che avevano bisogno del cibo. Secondo l'ex prefetto la situazione poteva essere gestita diversamente. Se ogni comune avesse dato la propria disponibilità, noi avremmo potuto raccogliere in ogni comune 20, 30, 40, 50 persone e quindi garantire a loro un'accoglienza più che dignitosa. Purtroppo, anziché tenerli sulla strada al ghiaccio e creare gravi problemi di ordine pubblico, abbiamo dovuto giocoforza, abbiamo dovuto adottare quella soluzione che ha dato tanti problemi a Venezia come altrove. È morto improvvisamente Lino Rizzi, storico presidente dell'ANA di Padova.
È andato avanti improvvisamente Lino Rizzi, storico presidente dell'Associazione Nazionale Alpini di Padova e vicepresidente nazionale. Rizzi aveva 71 anni ed era nato a Mestrino, ma da anni risiedeva nell'Alta Padovana a Santa Giustina in Colle. Oltre ad aver rivestito il ruolo di presidente della sezione di Padova, negli anni era stato anche consigliere dell'ANA e vicepresidente nazionale. Tanto il suo impegno per diffondere i valori alpini anche attraverso i campi scuola nazionali per i giovani dai 16 ai 25 anni. Rizzi lascia nel dolore la moglie Caterina, il figlio Marco e la nuora Camilla con la nipote Vittoria. Il funerale sarà celebrato mercoledì 13 novembre alle 10:30 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Saranno presenti il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero e i vertici dell'associazione. La 22esima edizione del Presepe di Sabbia, Jesolo Zen Nativity, quest'anno avrà una scultura dedicata a Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato lo scorso settembre in Corso del Popolo a Mestre, mentre insieme ad un amico difendeva una ragazza da una rapina. Tra le 12 sculture che declineranno i temi di fratellanza, una rappresenterà la parabola del buon samaritano, che mette in risalto la misericordia e la compassione da mostrare verso il prossimo, proprio come ha fatto Giacomo, che a Jesolo, tra l'altro, è sepolto. L'inaugurazione dello Jesolo Zen Nativity sarà il 29 novembre al pomeriggio. E con questa notizia chiudiamo la nostra edizione regionale del telegiornale. Io vi lascio come sempre alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon sabato sera a tutti.